Tarek Rajal, amministratore delegato di Amazon, in cosa consiste la grande rivoluzione portata da questa grande azienda? Ma secondo me la grande rivoluzione che abbiamo sono i nostri principi fondamentali, è quello di fare di tutto per soddisfare il nostro cliente. Customer obsession. Noi partiamo di là e è di là che abbiamo le nostre radici. Tutto quello che facciamo lo facciamo in quella ottica lì. Quindi la rivoluzione è partita dall'idea che noi dobbiamo soddisfare al massimo i nostri clienti. Poi tutti i pensieri arrivano dopo, tutta la ricerca, tutta l'evoluzione arriva dopo basandoci su questo concetto qua. La cosa più importante secondo me è di aver capito in tempo, in anticipo, l'importanza della tecnologia. Il lavoro che noi facciamo fondamentalmente non è così difficile, non abbiamo una barriera tecnologica molto alta per entrare nel nostro business, però abbiamo capito che ci serve una tecnologia molto avanzata per far sì di avere dei tempi, qualità e soprattutto dei costi contenuti in modo che il cliente possa essere soddisfatto dal nostro servizio. Ha annunciato che volete istituire un centro studi tecnologico a Torino. In cosa consisterà esattamente? Allora, sarà un centro di ricerca che si occupa dell'intelligenza artificiale. Noi stiamo sviluppando un nuovo sistema di intelligenza artificiale che si chiama Alexia e a Torino l'abbiamo scelta per le competenze che ci sono in Italia, in modo particolare a Torino. Ricordiamoci che a Torino c'era Telecom, c'è tuttora Telecom e quindi c'è un certo di eccellenza in quella zona lì e faremo in modo che il nostro centro di eccellenza Amazon sia a Torino. Qual è adesso l'obiettivo di massimo sviluppo che si pone Amazon per il prossimo futuro? Guardi, partendo dalle nostre radici è una domanda molto intelligente alla quale è molto difficile rispondere. Il nostro obiettivo è stare sempre vicino ai nostri clienti ovunque loro siano, quindi non c'è una risposta esatta a questa domanda. La risposta è faremo di tutto per essere sempre più vicini ai nostri clienti.